A Piovene Rocchette, nella provincia di Vicenza, c'è una villa abbandonata chiamata Villa Fraccaroli. Fu costruita nel XIX secolo, ma non fu mai completata, e per un motivo inquietante. Durante i lavori, una bambina piccola fu colpita da una trave caduta. Morì tra le macerie. I lavoratori dissero che da quel giorno qualcosa di strano accadeva ogni notte nella villa. Testimoni raccontano di aver sentito passi leggeri sopra il pavimento vuoto. E poi una risata di bambina. Non una risata felice. Una risata che ti segue nei corridoi, anche quando sei solo. Alcuni che entrarono giurano di aver visto una figura piccola, bianca come una bambina, ma appena la guardi dritto negli occhi, scompare nel nulla. I locali dicono che la villa non è vuota, è solo in attesa di qualcuno che non se ne vada.